Buona giornata a tutti voi, siamo ad una nuova puntata della rubrica Ecologia e Territorio su Veneto Globe in streaming. Come promesso abbiamo chiesto di nuovo al dottor Renato Grando, fiduciario del convivio di Slow Food di Conegliano e di Vittorio Veneto, se veniva a concludere la puntata dell'altra volta. Grazie Alberto. Perché avevamo fatto un cappello sull'importanza di Slow Food su alcuni presidi, però ci mancava un po' di cose da dire. Allora Renato, intanto grazie che hai accettato di tornare a raccontarci ancora un sacco di cose interessanti. Recentemente, a fine settembre, c'è stato il Salone del Gusto a Torino, che è uno degli eventi cuore di Slow Food, no? E com'è stato? Che cos'è intanto? Beh, il Salone del Gusto, che compie 20 anni, è nato nel 96, è la massima kermesse mondiale per quanto riguarda il cibo. Possiamo dire che è una sorta di Olimpiade del cibo da quando nel 2004 è entrata anche Terra Madre. Ci sono 150 paesi del mondo, più o meno, che vengono con i loro contadini, agricoltori, con i loro pastori, con pasticceri, con cuochi, fornai, assolutamente, degustare. vengono a portare le loro conoscenze, a proporre i loro prodotti, a scambiare le idee. È il massimo evento mondiale per quanto concerne il cibo. Quindi cibo, cultura, assolutamente, territorio, ambiente, enogastronomia, tutto quello che ruota attorno al cibo e che si è consumato in questi 5 giorni, dal 22 al 26 di settembre a Torino. Per la prima volta quest'anno, ogni 2 anni, è stato aperto alla città, quindi tra il Parco Valentino, le piazze, un po' dislocati in città. Prima si era presenti al Lingotto, se non era al Lingotto, era chiuso, e in questi giorni invece si è tenuto proprio a contatto diretto nella città meravigliosa, bellissima di Torino, e sono girate si parla di 1 milione di persone, insomma, che hanno partecipato, che hanno vissuto questi momenti legati a Slow Food. Quindi c'è un ritorno all'interesse del cibo di qualità? Ma del cibo, ma soprattutto dell'aspetto, come dire, di scambio fra popoli, sociale, culturale, legato all'ambiente, legato a questa nuova gastronomia, legato al rispetto che dobbiamo avere verso la terra. Sì. Infatti tu prima parlavi di terra madre, no? Sì. Che cos'è terra madre? Terra madre è questa poi, grande rete, questa unione che è sorta sempre all'interno del Salone a Torino, unione fra i vari contadini, fra quelli che sono i lavori, gli agricoltori del mondo. E quindi questo ha portato poi a sensibilizzare ancora di più i problemi legati alla terra che abbiamo e a far conoscere di più quelli che sono i prodotti appunto del nostro pianeta. E quindi Terra Madre ha sempre sede a Bra? Beh, è Terra Madre a seconda di dove si organizza, perché c'è stato un Terra Madre dei Balcani, c'è un Terra Madre in America, c'è il Terra Madre a Bra quando c'è il Salone del Gusto di Torino, cioè tutti questi momenti di incontro che sviluppano poi un interesse dal punto di vista agricolo e non solo. Ci si scambiano conoscenze. Tante conoscenze, la storia, l'aspetto sociale proprio che caratterizza un popolo e una scelta che ha fatto in materia di alimentazione. E poi il bello secondo me di questi progetti, divulgarlo, ma soprattutto che alla base c'è il rispetto dell'ambiente, del territorio nel quale questi animali, questi cibi, questi prodotti diciamo sono... che Slow Food è come siamo nati e quello che noi siamo, Terra Madre è quello che noi facciamo, perché ormai siamo diventati e siamo legati e dipendenti da Terra Madre. Effettivamente, anche perché in un mondo dove un po' si era corso troppo e ci si era dimenticati che l'agricoltura è probabilmente quella che ci salverà. No? Esattamente Alberto, tu pensa che negli ultimi 30 anni abbiamo cementificato 1/5 della nostra nazione, quindi è forse il caso di riflettere un po', di sospendere questi aspetti e coltivare di più veramente, coltivare intanto la dispensa personale che abbiamo nella nostra testa, quindi cambiare mentalità e poi rendersi conto che l'agricoltura è il futuro. Io mi ricordo che, a parte che a casa mia l'orto c'è sempre stato, però adesso c'è un grande ritorno agli orti di quartiere, agli orti di città. Gli orti nelle scuole, come gli orti scolastici che è partito anni fa. È fondamentale.
fondamentale anche l'educazione dei ragazzi, sia l'alimentazione che... Assolutamente. Cioè, non so, voi Ma fate tocchi anche... dei temi, l'orto scolastico, l'orto in condotta si chiamano così, quindi nelle scuole, asili, Quindi le scuole Slow Food fa elementari. anche dei progetti mirati all'educazione. Assolutamente, e dire fare gustare è partito tanti anni fa, ma proprio è l'educazione al gusto. Tu pensa, gli orti diffusi nelle scuole, i mercati della terra che poi spontanei per quelli che appunto producono e fanno e divulgano i loro prodotti. L'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che è nata nel 2004, quindi abbiamo anche un'università che è la prima al mondo, quindi ci sono degli aspetti dal punto di vista E in questa culturale. C'è un corso scolastico C'è un corso che appunto dove alla termine del quale diventi laureato in scienze gastronomiche. E quindi certo, quindi tutto è legato. E poi ci sono i corsi Master of Food anche che organizzano le varie condotte, i vari convivi nel territorio, sempre legati ai vari temi dell'alimentazione. E Slow Food ha un sacco di progetti ne ha passati, fatti e ne porterà presenti, avanti ancora futuri, altri. Quindi puoi parlarci di qualcuno? Albera, toccavi il discorso abbiamo... del salone, ma oltre al salone tanti anni fa è nata anche Abra Cheese, è la massima manifestazione che sta negli 2 anni sul mondo dei formaggi e delle forme del latte. E questo è sempre a carattere italiano o a carattere mondiale? Internazionale, vengono da parecchi paesi del mondo con i loro prodotti. Anche perché i cugini d'Oltralpe ne hanno. Ne fanno parecchi anche loro, vengono dalla Francia, è un'altra terra dei formaggi come la nostra, vengono dalla Spagna, dall'Olanda, da Sud America, da vari paesi, da Germania, e così come Slow Fish, che è nata a Genova nel 2004, e quindi si parla lì del mondo del mare, che è immenso. Tu ne avevi di pesci, avevi parlato anche all'Expo Acque, mi sembra, no? Avevi tenuto delle lezioni sui pesci dell'Adriatico. Sì, poco tempo fa proprio a Mestre, Venezia, Expo Che Acque. c'è un mezzo presidio, o com'è? Non ho capito. No, come adesso è un po' sospeso, ma non voglio entrare in polemiche. Okay. Quello delle Moeche adesso è sospeso, però è un presidio che ci auguriamo di poter e comunque l'Adriatico è un mare che ha una varietà enorme, vero? È immenso dal punto di vista della varietà, ma anche e soprattutto dal punto di vista della qualità. Si dice che il pesce migliore stia nell'Adriatico, infatti, per la qualità. Perché appunto è un aspetto non secondario questo, Alberta, salvaguardare i prodotti, salvaguardare la terra, l'ambiente, la sostenibilità, la biodiversità, ma poi quello che consumiamo che sia anche gradevole, buono al palato. Spesso quando tu guardi, perché io adesso guardo sempre la provenienza e spesso sono Oceano Pacifico, sono molti pesci. Purtroppo il mondo è grande, dobbiamo sfamare tanto la gente, è ovvio. Siamo anche in tanti. Siamo in tantissimi, però dovremmo cercare, se possibile, di consumare meno e di consumare con maggiore attenzione e con più qualità. Questo sì. E ci sono altri progetti prossimi oppure? Qui per quanto riguarda il territorio di questi giorni ci stiamo lavorando per 3 giorni di Terra Madre Day. Terra Madre Day poi è nato nel 2009 proprio sulla scorta di Terra Madre, vuol dire questo mangiare locale, festeggiare il cibo locale, le piccole produzioni locali nel mondo. E noi lo terremo con la cooperativa Fender presso il Museo del Bacco da Seta a San Giacomo il 9, il 10 e l'11 di dicembre. E come Il tema che si pensava, che avevo pensato così giorni fa, ha un filo ha un filone, è legato al Mediterraneo, quindi storie di vita, di gente e di cibo. E quindi si parlerà di questi aspetti. E in questa occasione, oltre all'aspetto culturale, c'è la possibilità anche di fare delle degustazioni? Sì, quindi con prodotti ovviamente locali, ma anche con prodotti che vengono da altre zone legate appunto al mondo mediterraneo. E quindi ecco, il prossimo appuntamento. Il più importante che abbiamo probabilmente, sicuramente è questo qui, insomma, del Terra Madre Day. E se noi adesso tornassimo a dei presidi che la volta scorsa... Che sicuramente li avremo presenti anche per il Terra Madre Day, indubbiamente. Intanto, parlando di formaggi, avevamo accennato al Morlacco, ma ce ne sono anche altri, no? Ce ne sono parecchi come presidi in Italia e nel mondo, parecchi. In Veneto abbiamo il formaggio Morlacco del Grappa. Attenzione, una cosa importante da dire, sono tutti a latte crudo e di malga. Okay. Quindi sono anche molto saporiti, aspetto, sì. Profumati. Il Monte Veronese di Malga, nella zona di Verona, e poi abbiamo
l'Asiago Stravecchio. L'Asiago è famoso. Parliamo di formaggi fatti come un tempo. Anche nella produzione sono tali, quindi latte di malga, e poi vengono fatti artigianalmente. Artigianalmente, perché l'Asiago per esempio è un pianeta formaggio, se ne fanno milioni di forme. Però sono poche centinaia quello dello Stravecchio che ha queste caratteristiche che poi il presidio nel suo, diciamo, disciplinare, delle indicazioni che dà. Ma per diventare Stravecchio quanto ci vuole? Almeno 1 anno e mezzo. Almeno 1 anno e mezzo. Non tantissimo. No, pensavo di però almeno 1 anno e mezzo, prima non lo è, insomma, ecco. E c'erano due frutti, il melo e... Il melo decio di Belfiore, siamo sempre nel veronese, come il Monte Veronese formaggio, e l'altro è il pero misto della Lessinia. Quindi sono tanti presidi nell'area veronese, o mi sbaglio? Sì, veronese, ma diciamo che siamo abbastanza distribuiti nel territorio veneto, sì. Il melo decio è una storia antica, che venga dal generale Ezio, sembra, che quindi ai tempi di Roma, quando poi partivano queste campagne lunghissime che duravano anni, portavano un po' tutto. Hanno una storia lunga. Le campagne dell'antica Roma, i legionari, quando partivano nelle varie campagne, quindi Cesare stesso quando partì per le Gallie, si portavano i vari prodotti che o erano nel territorio di partenza oppure che trovavano durante il tragitto, e quindi venivano poi piantati, seminati, e c'è una distribuzione che è parte dell'antica Roma anche sicuramente. Invece il pero misto mi dicevi che ha tutto... Pero misto è misto perché appunto deve subire l'ammezzimento, cioè deve maturare staccato dalla pianta, un po' come fa il caco, il giuggiolo e la melacotonia. Un po' come le nespole? Nespole, melacotonia, il caco, esattamente, perché ha questo tannino molto elevato. Misto è un dialetto locale, quando sei stanco, finito, un po' ecco, son misso, dicono, proprio perché cambia, si sfalda un po' come, no? Cambia colore, le scleridi non sono più così impossibili da masticare, e c'è questo pero salvato. Pensa che alcuni sono dei patriarchi vegetali d'Italia perché sono piante che hanno più di 200 anni. Che bello. E ci sono anche dei salumi in questi presidi? Ancora a Verona c'è la stortina veronese, siamo nella bassa verso il Mantovano, che è un piccolo salame di 1,5, 2 etti, piccolino. Si chiama stortina perché veniva messo conservato sotto il grasso nei vasi, quindi prendeva un po' la forma del vaso, veniva un po' piegato. Anche lì, come l'altra volta citavo il discorso dell'oca in onto, il grasso serve per preservarlo, per conservarlo appunto nel tempo morbido. La conservazione viene fatta sempre nel metodo antico. Metodo antico, e con i tagli pregiati del maiale comunque. Invece c'è un presidio che credo sia famoso in tutto il mondo, che è il carciofo di Sant'Erasmo. Il carciofo di Sant'Erasmo, gloriosa storia veneziana fin dal 1500, quando Sant'Erasmo quindi lo troviamo anche negli scritti fino al Lo troviamo, sì, negli scritti sono parecchi. Ma perché proprio lì? Lì era l'orto di Venezia, Sant'Erasmo. Questa è la più grande delle isole della laguna di Venezia, che è Venezia, della città, e quindi diciamo che Sant'Erasmo era un po' l'orto della città. E quando Venezia poi si è resa conto che doveva cominciare anche a diventare un po' contadina, a produrre, perché da ricchissimi mercanti che avevano sempre commerciato sono poco curati per tantissimo tempo nell'aspetto dell'agricoltura, certo, hanno detto forse bisogna anche piantare prodotti e coltivare il nostro cibo, e tra i vari c'era questo antico carciofo, questa varietà, che è piccino, violetto. Perché si chiamano castraure? Le castraure sono i germogli apicali che vengono tagliati, castrati, proprio per permettere poi che cresca più rigorosamente, e lo si ha nel periodo di aprile, sono particolarmente teneri e gustosi. Questi si mangiano quasi sempre crudi? Quasi sempre crudi, con un filo d'olio, sì. E in Italia c'è un presidio che secondo te è o in Italia o in Veneto, il presidio più pregiato? C'è un presidio che ritieni spettacolare? Vado molto male a dire questo. Oppure quello del tuo cuore? Diciamo che vi sono delle regioni che sono così straordinariamente ricche di biodiversità e di presidi, come la Sicilia, come il Piemonte, la Toscana, ce ne sono di straordinari. Mi stanno a cuore i legumi, essendo questo poi anche l'anno internazionale dei legumi, e quindi ben venga questo gialetto, o anche il fagiolo zolfino in Toscana, e c'è il Bada di Polizzi in Sicilia, ve ne sono tantissimi.
Poi ovviamente uno si appassiona, amo molto i anche formaggi e quindi un po' tutti sono anche dei dolci, ci sono strepitosi. presidi oppure Ci no? sono delle lavorazioni, c'è la pasta di meliga che è in Piemonte, che è di mais, a base di mais, comunque ve ne sono, sì, ce ne sono alcuni. E pensa poi stesso al pero miso stesso o al melo decio, che vengono poi lavorati per preparare che delle crostate o dei dolci. Se andiamo fuori del paese mi vengono in mente quelli dei Balcani, come lo slatko di Prunja Požegača in Bosnia Serve. o di fichi selvatici in Macedonia, che Sono sono dolci. delle frutta, prugna e fichi, che vengono messi, slatko che significa poi dolce in lingua slava, vengono messi nello sherbet, questo sciroppo a base di acqua e zucchero, e quindi sono particolarmente dolci, si conservano. Tu pensa che è una storia antichissima, perché fin dal 500 i secoli di dominazione ottomana in quei paesi pagavano spesso anche certe forme di tassazione attraverso la fornitura di dolci. I turchi, gli ottomani erano molto golosi di cose dolci e hanno sviluppato da lì questa tradizione di fare appunto questi. Guarda dove siamo finiti un po', anche nei Balcani. Allora, io ringrazio Renato, credo che abbiamo fatto queste due puntate. Abbiamo dimenticato forse qualche presidio, dispiace magari, chissà che. Vabbè, il riso di ne Dumo parleremo. il riso, ecco una cosa forse da Ne indicare, parleremo in in futuro, poi avremo modo. quando hai fatto il Terra Madre Day poi ci vieni a raccontare com'è andato, Molto ci vieni a volentieri. raccontare dei presidi. Grazie Alberto. Allora, grazie davvero Renato, perché sono state due puntate davvero interessanti e l'invito è aperto per quando vuoi venire a raccontarci altre cose. Grazie a te. Grazie e buona Grazie agli giornata a ascoltatori. tutti, arrivederci, a presto. Arrivederci.